zona playoff, ambisce a mantenere il quinto posto e anche provare a fare qualcosa di più, considerando anche la situazione legata alle altre squadre in zona playoff. È un weekend inevitabilmente condizionato anche dal lutto previsto per i funerali del Santo Padre. Infatti le altre squadre giocheranno nella giornata di domenica. Vediamo lettura delle due distinte, partendo dal defender Giovinazzo che schiera con Alessandro Marolla, Samuele Rotunno, Fanfulla, Di Fonso, Di Capua, Marolla, Pio, Lanotte, Palumbo, Greco, Teramo, Divanei. Allenatore Bernardo. Risponde Litria con Palazzo, Punzi, Baccaro, Ricci, Rosato, Borselli, Araujo, Semeraro, La Domada, Fed, D'Aversa, Fanelli. Allenatore Bruno. La gara sarà diretta dai signori Stefano Prisco di Lecce, dal signor Vincenzo Buzzacchino di Taranto, crono a Giuseppe Squicciarini di Bari. Maglia rossa con risvolti gialli per l'Itria, risponde il defender Giovinazzo con la consueta tenuta bianco-verde. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, ma prima doveroso il minuto di raccoglimento per onorare Papa Francesco. Così si impara a partecipare, a superarsi, a fare fatica insieme. Mi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto importante per la vita, non all'individualismo. Cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, senza paura, con coraggio e non accontentarsi di un pareggio mediocre. Dare il meglio di se stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non dimenticare mai la bellezza della vita. Commovente davvero il minuto di silenzio e anche l'organizzazione del defender Giovinazzo per tributare Papa Francesco, tra l'altro grande appassionato di sport, soprattutto di calcio, e tifosissimo della squadra della sua città, del San Lorenzo. Primo pallone, torniamo al calcio a 5, giocato, primo pallone che sarà toccato da Araujo per l'Itria. Itria che attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Allora, buon futsal a tutte e tutti. Manovra palla l'Itria con Araujo, subito palla in profondità che non viene gestita da Marco Rosato. Tanto tra i pali per il Giovinazzo c'è Lanotte in luogo di Stino Di Capua. Giovinazzo che deve rinunciare anche a Sosa, dunque c'è Divanei tra i primi 5, intanto subito Araujo che prova a girare, palla alta non di molto, primo squillo dell'Itria. Più motivazioni per l'Itria, ma va anche ricordato che il Giovinazzo contro le squadre d'alta quota, penso per esempio al Capurso e a Pescara, è stata protagonista di ottime prestazioni. Intanto manovra l'Itria, la palla verso Rosato, poi c'è Punzi, Araujo,
Punzi, il movimento di Rosato, Araujo cerca Punzi, poi il tocco di Divanei, rimessa laterale, quindi terzetto stranieri, Divanei, Mejuto e Di Fonso per il Giovinazzo. Punzi, la palla che arriva a Rosato, Divanei prova a manovrare palla, viene steso, non c'è fallo, però poi lotta tra Mejuto e Ricci, spazza via Palazzo, rimessa laterale per il Giovinazzo. Siamo entrati ormai nella fase conclusiva di questo campionato bellissimo, 24esima giornata, altri due turni da disputare. Intanto Di Fonso che viene pressato, palla per Divanei, c'è Araujo, rimessa laterale per il Giovinazzo. Match crew sarà ovviamente quello tra Bulldog, Capurso e Pescara, che potrebbe valere la storica promozione in Serie A per la formazione barese. Mejuto, Divanei, Palumbo tra i veterani, casa Giovinazzo, va proprio Palumbo che cerca di servire Mejuto, bella giocata ma capisce tutto Punzi, non c'è la deviazione, rimessa laterale per il Giovinazzo. Si torna in campo dopo una lunga sosta di 3 settimane, prevista già dal calendario, e si va dunque verso il rush finale. Palumbo prova a manovrare palla, Palumbo perde però il contatto con la palla, rimessa laterale per l'Itria. Rosato, Ricci, la palla che prova ad arrivare a un compagno, ancora Ricci che prova ad uscire dal pressing, Ricci riesce a servire a Araujo, anzi no, perché la palla termina fuori. Rimessa laterale per Giovinazzo. Rimette in gioco il Giovinazzo, Divanei prova a guadagnare qualche metro, bella palla per Di Fonso prova ad apparecchiare, ma c'è il buon intervento da parte di Valentino Ricci, calcio d'angolo per il Giovinazzo. Di Fonso a lungo per Divanei, sinistro di Divanei, Palazzo risponde presente. Non era semplice indirizzare verso la porta, l'ha fatto alla perfezione Divanei, ma bella risposta di Palazzo. Divanei, palla per Palumbo, attenzione Palumbo che non gestisce bene, calcio d'angolo per l'Itria. Rosato alla battuta, va Rosato, non trova il compagno, poi Punzi, c'è la scivolata di Mejuto, controlla Palazzo, si riparte dunque dall'estremo difensore dell'Itria che poi si sbarazza dalla palla, non aveva trovato soluzioni. 17-10 sul cronometro, 0-0 sempre tra defender Giovinazzo e Itria. Mejuto, Divanei, Mejuto, attenzione a Mejuto, poi Divanei ma intercetta bene la palla, poi ritorna caparbiamente per Palumbo che mastica sulla palla. E dunque chance sprecata per il Giovinazzo, ha litigato letteralmente con la palla qui Palumbo che poteva fare sicuramente meglio da quella posizione. Palumbo prova a trovare Mejuto, ancora Palumbo per Divanei, Mejuto viene steso da Punzi che era arrivato in ritardo, calcio di punizione per i biancoverdi. Lunga rincorsa, sembra andare Divanei alla battuta. Più defilati invece Mejuto e Palumbo. Va Divanei, palo clamoroso di Divanei che ha spaccato la porta. Vicino al gol il Giovinazzo, che occasione per Divanei. Non c'era nulla da fare per Palazzo perché la conclusione di Divanei era angolatissima. Solo il palo a dire di no al portoghese.
Tanto è entrato in campo anche Fed, che non gestisce bene questo possesso. Divanei, palla per Palumbo. Palumbo va dalla notte, la notte, il pressing dell'Itria che produce i suoi effetti con la rimessa laterale per gli itriani. Araujo cerca Capitan Punzi. Fed, attenzione, manovra bene l'Itria, poi Rosato, ottima difesa però per il Giovinazzo che adesso riparte alla perfezione. Mehuto, serve Palumbo che sbaglia incredibilmente, ancora Palumbo. Ancora problemi in fase di conclusione per Palumbo che cestina questa chance capitale. Intanto prova l'Itria a imbastire questa trama di gioco, c'è però Mehuto. Di Fonso. Attenzione però all'intervento da parte di Punzi. Ultimo tocco, è proprio di Punzi, rimessa laterale per il Giovinazzo. Divanei, scocchiaia, palla, serve alla perfezione Di Fonso, ancora Di Fonso, non riesce a trovare nessun compagno, ma c'è ancora Divanei che carica il sinistro, conclusione deviata, gli applausi del Palapansini, calcio d'angolo Giovinazzo. Ancora Divanei che si libera, calcio Divanei, monumentale Palazzo. Terza chance per Divanei che adesso controlla palla, ma c'è Araujo, prova a ripartire però l'Itria. Mette fuori il Giovinazzo. Entrano in campo Rosato e Ricci. Proprio Ricci che sbaglia il tocco, c'è una deviazione, c'è la rimessa laterale e arriva la domada alla battuta. Altro prodotto della cantiera itriana, proprio la domada. Serve Rosato, interviene Mehuto, c'è il fallo, contrariata la panchina biancoverde. Calcio di punizione per l'Itria quando siamo giunti a 15:06 sul cronometro. Entra Alessandro Marolla per il Giovinazzo. Rosato, Fed non riesce a servire la domada perché c'è l'intervento di Teramo. Di Fonso, serve Alessandro Marolla, conclusione non era semplice questa per l'esperto calcettista in maglia numero 5, c'è stata però la deviazione, c'è il calcio d'angolo per i biancoverdi. Il movimento, c'è Palazzo, poi Alessandro Marolla trova ancora la deviazione di Palazzo. Altra chance per il Giovinazzo. Attenzione a Teramo, inizio veramente vibrante per i biancoverdi. La notte va a lungo, serve Alessandro Marolla che va di testa, si coordina bene ma non trova la porta. Rosato, Ricci. Attenzione però che è ripartito Di Fonso, ancora Di Fonso per Alessandro Marolla e questa volta lo sbaglia e fa 1-0 Giovinazzo. Era nell'aria il gol dei biancoverdi e dunque quando siamo giunti a 14:20 il Giovinazzo si porta in vantaggio. Contropiede sfruttato alla perfezione per i biancoverdi, abbraccio tra Alessandro Marolla e mister Bernardo e l'Itria va sotto. Fed, Ricci, Rosato, Fed, grande inizio veramente per il Giovinazzo. Attenzione alla domada che arriva sulla palla, poi c'è Ricci che calcia senza troppi fronzoli, ha toccato il tetto del Palapansini. C'è dunque la rimessa laterale per il Giovinazzo. Attenzione al tentativo, palla fuori di un soffio da parte di Rosato, la reazione dell'Itria affidata a questo tiro di Rosato. Marolla. Di Fonso che ha servito l'assist per Alessandro Marolla, ancora Di Fonso, buona giocata, serve Marolla,
che ha provato a salire Alessandro Marolla, deviazione, rimessa laterale per il Giovinazzo. Teramo, Alessandro Marolla prova ad aprire il compasso, ma c'è la ripartenza però dell'Itria. Fed va via ancora Fed, poi salva tutto Pio Marolla. Fed prova a servire Ricci, poi c'è la Domada che riesce a mantenere la palla, anzi no, ma gran contropiede degli itriani e salvataggio provvidenziale di Pio Marolla proprio sulla linea, alla notte battuto. Teramo, Divanei, Alessandro Marolla di prima intenzione, capisce tutto però Palazzo. Rosato va a lungo, c'è Divanei di petto, attenzione al controllo così e così. Infatti l'Itria ritrova la palla, poi c'è il passaggio in profondità per la Domada che guadagna la rimessa laterale. Time out però chiesto da mister Bruno per l'Itria. Si torna in campo dopo la sospensione chiesta da mister Bruno per quanto riguarda l'Itria. Ricordiamo che sono una a testa le sospensioni per le due panchine. Si riparte con la rimessa laterale in favore dell'Itria, che ultimamente ha alzato i giri della sua manovra dopo un inizio a forti tinte biancoverdi. Ricci alla battuta trova la notte in due tempi e va subito veloce la notte da Divanei. Attenzione, 2 contro 1, Divanei ruleta, ancora Divanei, la parata di Palazzo, poi Teramo, ancora una chance per Divanei. Forse qui ha peccato di egoismo perché c'era anche Pio Marolla solo sul secondo palo. Teramo, Divanei sbaglia il traversone, palla fuori. Palazzo, palla per Ricci che punta Divanei, interessante duello questo, guadagna metri Ricci, ancora Ricci, deviazione, calcio d'angolo per l'Itria. Punzi, apparecchia per Rosato, la notte c'è su questa conclusione. Attenzione ancora Rosato che mastica questa volta la conclusione, deviazione che produce la rimessa laterale per l'Itria. Attenzione da Araujo che aveva trovato il corridoio per Punzi, che non riesce ad arrivarci, altra potenziale chance per l'Itria. Due cambi, entrano Fanfulla e Palumbo. Escono Pio Marolla e Teramo. La notte, Palumbo. Attenzione a Divanei che trova il soffitto. C'è la rimessa laterale per l'Itria. Manovra veloce, poi si ricompatta la difesa del Giovinazzo. Ricci serve Rosato che va subito da Punzi. Araujo che riesce a mantenere palla, serve Rosato, movimento di Araujo, poi c'è Divanei ancora.
Ultimo tocco da parte di Palazzo, rimessa laterale per il Giovinazzo. Palumbo cerca il movimento di Fanfulla, Fanfulla prova a girarsi, bella giocata di Fanfulla, palla fuori. Araujo, Rosato, movimento di Ponzi, attenzione al taglio di Araujo che viene servito, palla leggermente lunga, è riuscito a rubare il tempo a Greco. Divanei va da Palumbo, ultimo tocco e di Palumbo, rimessa laterale per l'Itria e rientra Fed per l'Itria, uno dei due volti nuovi per i giallo-rosso-blu, al pari di Palazzo tra i pali. Araujo, lungo da Fed, attenzione a Fed che sbaglia però l'aggancio, c'è la notte. Palumbo, ancora Palumbo, contrasto con Araujo, poi attenzione a Palazzo che qui si prende un leziosismo di troppo, quindi c'è il calcio d'angolo per il Giovinazzo. Attenzione a Fanfulla, c'è però l'intervento di Palazzo. Araujo, palla che arriva a Fed che punta di Vanei, ancora Fed, conclusione abbastanza preventivabile, si torna dunque da Palazzo, poi Araujo, punta Fanfulla che ritorna e scivola molto bene. Poi ancora Araujo che prova la conclusione, palla che arriva alla Domada per Punzi, palla alta, abbondantemente alto il tentativo di Punzi. Intanto Di Fonso per Greco. Palumbo. Manovra palla il Giovinazzo, arriva in qualche modo a Fanfulla che lascia scorrere e probabilmente la scelta non era giusta perché poi la palla termina fuori. 10-14 alla metà del primo tempo, sempre 1-0 per il Giovinazzo in virtù del gol messo a segno da Alessandro Marolla. Punzi, Araujo, Punzi, la Domada, Punzi va dalla Domada, Araujo, Punzi, Araujo, la Domada, blocco di Punzi, Fed prova a puntare Fanfulla ma viene intercettato il suo passaggio, ma è preda ancora dell'Itria e indietreggia Punzi, trova Araujo, attenzione al fallo commesso da Palumbo, non era giocabile dunque la palla, stava per avventarsi Di Fonso, calcio di punizione per l'Itria. Uscito Fanfulla, è entrato Mehuto per il Giovinazzo. Araujo, Fed, Araujo sbaglia per il passaggio, prova ad approfittare il Giovinazzo, palla però lunga per Mehuto, lascia scorrere Punzi, ci sarà la rimessa dal fondo per l'Itria. Rientra in campo Ricci, esce Punzi, così come esce Araujo. Attenzione, palla per la Domada che ha spazio. Rosato, Ricci, Fed. Ultimo tocco del Giovinazzo, rimessa laterale per l'Itria. Sbaglia però il passaggio a Fed. Qualche errore di troppo nella manovra per l'Itria. Rimessa laterale per il Giovinazzo. Che affronterà la Ternana nel prossimo turno, mentre per l'Itria ci sarà una sfida probante, uno scontro playoff anticipato contro la Futura. Attenzione però che riparte l'Itria con la Domada, ma viene gestito contropiede per il Giovinazzo con Mehuto che prova a fare tutto da solo e sbaglia.
altra possibile chance di ripartenza, questa volta per l'Itria, si ricompatta però la difesa del Giovinazzo molto bene. Rosato prova a puntare Divanei, va Rosato! Sbaglia la notte e c'è il pareggio dell'Itria. Torna la parità dunque 8-27 con la conclusione di Rosato, l'errore però di Lanotte che non è riuscito a intercettare questo tiro. Dal nulla il pari dell'Itria con questa iniziativa di Rosato. Rosato che ha firmato il suo 18° successo personale. Grande stagione la sua. La Domada. Attenzione, questo passaggio mal calibrato da parte di Ricci. Rimessa laterale per il Giovinazzo. Divanei. Palumbo. Va dalla notte. Lungo la notte gestisce Palazzo. Ancora Rosato che riesce a mantenere la palla. Ricci, palla sempre per Rosato, ci arriva la notte questa volta che beneficia anche di un rimpallo favorevole. Di Fonso sgasa molto bene Di Fonso, poi il passaggio non è preciso, grande giocata però di Fonso. Lungo il passaggio per la Domada che non può arrivarci. Teramo. Mehuto. Ancora Mehuto, intercetta però palla l'Itria, però ad arrivarci Araujo, ancora Araujo. Colpo di testa di Rosato, rimessa laterale per il Giovinazzo. Teramo va dalla notte. Va via molto bene Di Fonso, che giocata, poi viene esteso, calcio di punizione, finezza di Fonso, calcio di punizione per i biancoverdi e c'è il giallo per Punzi. Piamarolla, bel corridoio cercato da Di Fonso, poi Mehuto, ancora Di Fonso, Teramo. Mehuto intercetta tutto Rosato, la palla per Punzi. Rosato, Punzi, Ricci, Araujo. Sbaglia però il tocco Araujo e allora la palla per il Giovinazzo. Teramo. Piamarolla. Ancora Piamarolla. Teramo riesce ad andare via molto bene. Attenzione, 4 contro 2. Palla che non riesce ad arrivare però a Teramo. Sbaglia Di Fonso qui ed era una potenziale chance per il Giovinazzo. Punzi va a lungo, trova però la notte. Piamarolla. Mehuto. Non c'è il fallo secondo l'arbitro questa volta. Palla fuori. Rimessa laterale per l'Itria. Si alzano i ritmi di gioco. Fed. Araujo. Fed. Araujo. Attenzione però, e riparte il Giovinazzo con Di Fonso. Di Fonso, palla per Mehuto che se lo divora. Da posizione favorevole si divora 2-1 Mehuto.
la palla gli è rimasta dietro e non è riuscito Mehuto a ribadire in rete. Attenzione che riparte, adesso Litria, Fed tutto solo, Fed se lo divora anche lui. Da una parte e dall'altra due chance colossali, prima per il Giovinazzo e poi per Fed per quanto riguarda Litria. Di Fonso, Teramo, sbaglia l'aggancio, rimessa laterale per Litria. Araujo non riesce però a puntare Di Fonso che prova ad andare via. Di Fonso tutto solo, Di Fonso sbaglia il passaggio, poi Mehuto indietro con il corpo e arriva alla fine il fallo su Araujo, altro contropiede gestito male dal Giovinazzo che sale a 3 per quanto riguarda i falli. Vi ricordiamo che da 6 falli si parte con il bonus ed eventuale tiro libero per la squadra che subisce i 6 falli. Rosato cerca Punzi, grande giocata di Punzi che serve Fed, Fed per Punzi, esce bene Litria, poi la palla per la Domada, il tocco di Lanotte, calcio d'angolo, è uscito bene qui Lanotte. Attenzione a Rosato che sbaglia la conclusione, che termina alta. Lanotte. Piomarolla che non riesce ad andare via. E adesso c'è il time out di Bernardo. Si ritorna in campo, esaurite le due sospensioni, 2 time out, rimessa laterale per il Giovinazzo. Palla per Divanei, subito con il sinistro, la Domada, poi c'è Punzi, ultimo tocco e di Alessandro Marolla, l'autore del momentaneo 1-0. Punzi, Rosato, Punzi, ancora Rosato, Fed. Fed riesce a trovare Punzi. Fed, movimento da parte di La Domada, rimessa laterale per Litria. Rosato, Punzi, trova La Domada che prova a girarsi, serve Fed. Ancora La Domada, però è lungo il passaggio di Fed. Predica calma mister Alexandre Bruno. Palumbo, Di Fonso, Divanei. Di Fonso, serve Palumbo. Vada Di Fonso, pressing asfissiante dell'Itria che riconquista palla con Punzi che prova a caricare il destro. Pallone insidioso che viene deviato in calcio d'angolo dalla Notte. Fed, la palla per Rosato, attenzione
Ancora Rosato che non si fida e spazza senza troppi fronzoli, palla che termina in rimessa laterale. Palumbo di Vanei, Di Fonso. Attenzione all'uscita di Palazzo che anticipa Alessandro Marolla. Alessandro Marolla riesce a essere servito, prova a girarsi, coglie il massimo, coglie la rimessa laterale. Di Fonso sbaglia completamente la conclusione. Sarà rimessa laterale per l'Itria. Va Araujo alla battuta. Punzi, Fed di prima intenzione, finta di Vanei. Manovra palla il Giovinazzo con Divanei che serve Di Fonso. Di Fonso, ancora Di Fonso, prova ad andare via, non trova alcun compagno. Ricci, 2:36 da giocare. Araujo, ancora Araujo, deviazione, poi ancora di Araujo di destro questa volta. Calcio d'angolo per l'Itria. Ricci prova ad arrivarci, palla fuori, riparte però il Giovinazzo. Divanei sbaglia il controllo, era un possibile 2 contro 1. Non gestito bene dal Giovinazzo, attenzione però ad Araujo, siamo già dall'altra parte. Araujo, sbaglia il passaggio Araujo. Alessandro Marolla che litiga con la palla, poi riesce a servire Divanei. Ancora Divanei, trova con un passaggio millimetrico Di Fonso che però non è preciso nel controllo. Ne stiamo vedendo parecchie di queste imperfezioni. Girandola di cambi, ambo i lati, rimessa per l'Itria con la Domada. Araujo sbaglia però in malo modo, attenzione ad Alessandro Marolla che calcia e trova la deviazione, calcio d'angolo ispiratissimo al di là del gol. Alessandro Marolla per quello che abbiamo visto nel primo tempo. Palla per Divanei, ancora Divanei, calcio Divanei, tentativo alto, ottima la preparazione, conclusione però da rivedere. Rosato, palla per Ricci, prova a puntare Alessandro Marolla. Ricci, Punzi, Ricci, Araujo, Ricci, Punzi, viene steso da Palumbo però si gioca secondo l'arbitro. Rosato, attenzione, perde palla, prova a infilarsi Divanei, c'è il fallo di Divanei che era arrivato in ritardo su Palazzo, giallo per Divanei, quarto fallo per Giovinazzo. Ultimo turno che vedrà invece l'Itria scendere in campo sul parquet del Capurso. Giovinazzo con la Roma calcio a 5. Fed, Rosato, va via Rosato, bella conclusione, bella la risposta di Lanotte. 1 minuto esatto da giocare. Punzi lascia scorrere, non ha fretta Punzi, prova a ragionare, serve Araujo. Fed, Araujo,
Fed, Araujo, Punzi, Araujo, corridoio per Rosato, ancora Rosato non riesce però a trovare alcun compagno Mehuto, ma c'è l'intervento con il corpo di Fed. 29 secondi. Palumbo, Greco, Palumbo, Greco, Palumbo, va a lungo, ma c'è la testa di Punzi ad anticipare Divanei. Rimessa laterale per Giovinazzo, 18-2 da giocare. Palumbo, Divanei, ancora Divanei, Palumbo, esce ancora serie Divanei, siamo agli 8 secondi dalla fine, pare che arriva Mehuto per ultima chance, però c'è l'intervento di Palazzo, attenzione riparte l'Itria velocemente, Fed, la parata di Lanotte a 5 centesimi dalla fine del primo tempo. Due chance a chiudere nel migliore dei modi sul piano delle occasioni il primo tempo. Fed va, attenzione a questa deviazione di Vanei e finisce dunque il primo tempo, un bel primo tempo tra Defender Giovinazzo e Itria, parziale di 1-1 al gol di Marolla, ha risposto Rosato, piccolo break di 10 minuti, poi nuovamente qui dal Palapanzini per le emozioni del secondo tempo tra Defender Giovinazzo e Itria.
Divanei si riparte con il secondo tempo, attenzione subito il Giovinazzo in attacco, così come aveva iniziato il primo tempo, ricordiamo il parziale di 1-1. Divanei, la palla per Palombo, poi Di Fonso, Palombo però la conclusione, palla che arriva Di Fonso, c'è però la deviazione da parte della difesa dell'Itria che adesso riparte con Araujo. Ricci che va a lungo, non trova nessun compagno. Palla per Mehuto. Di Fonso, attenzione a Di Fonso, riparte il Giovinazzo con Mehuto, sportellate con Araujo, giudicate regolari da parte del duo arbitrale. Prova a ripartire adesso l'Itria con Rosato, che viene però gestito molto bene in fase difensiva da Mehuto. Rimessa laterale per il Giovinazzo. Palombo, attenzione, riesce ad arrivare Mehuto, poi serve Palombo, tentativo che termina in fallo laterale. Movimento per Punzi che riceve palla, poi Fed, ora Fed riesce a trovare il corridoio per Rosato, mantiene palla Rosato, serve Araujo. Rosato, Fed, sbaglia tutto, arriva Mehuto, buona partita da parte dell'argentino. Rimessa laterale per l'Itria. Rosato, Araujo, la palla che arriva in qualche modo a Punzi, Punzi serve Rosato, ancora Punzi, Araujo, serve Punzi, ancora il taglio da parte di Araujo, poi Rosato, interviene Palombo che fa un ottimo lavoro, la palla per Mehuto 3 contro 2, palla per Di Fonso, scavetto, c'è Divanei tutto solo, palla fuori, incredibile, chance per il Giovinazzo, salvataggio sulla linea da parte dell'Itria, un'altra colossale chance per i biancoverdi a palazzo battuto. Divanei, Di Fonso, blocco giudicato regolare da parte di Mehuto che riceve palla, Mehuto, palla alta ancora, un'altra occasione per il Giovinazzo. Scucchiaia Rosato, serve Fed che controlla bene, rinviene sulla palla Di Fonso, ma buon lavoro di Fed che mantiene la palla nonostante sia stato raddoppiato. Araujo, Fed, Araujo, bel corridoio trovato da Fed per Araujo che però poi non riesce a trovare con i tempi giusti Fed. Rimessa laterale per l'Itria, solo rimessa laterale, entra la domada per gli itriani. Araujo, palla per Punzi, poi c'è la domada. Punzi, la domada, ultimo tocco di la domada, rimessa laterale per il Giovinazzo. Divanei, lungo a cercare Mehuto che va di testa, c'è l'intervento però di Palazzo, poi si va da Fed, ancora Fed, l'ultimo tocco di Mehuto, rimessa laterale per l'Itria, 16:49. Araujo, Fed, Ricci,
C'è Divanei che rinviene sulla palla e sulla domada. Araujo, serve Ricci. Fed, Ricci. Passaggio sbagliato da parte di Ricci, rimessa laterale per il Giovinazzo. Molto bravo il Giovinazzo qui a pressare. Teramo. Attenzione, riparte l'Itria. Araujo, palla fuori. Chance importante per l'Itria con Araujo. La notte va a lungo, c'è però l'intervento dell'omologo Palazzo per l'Itria. Araujo, chance importante dicevamo per l'Itria. Araujo, va ancora Araujo, bel tiro, c'è però la deviazione da parte di Teramo. Araujo, serve Ricci, palla fuori. Piumarolla. Di Fonso, Teramo. Di Fonso, va Di Fonso che sgasa, però strascina la palla fuori. Rimessa laterale per l'Itria. Fed. Araujo. Taglio di Fed, attenzione a Marolla che bisticcia con Fed, reo di aver usato le mani e infatti l'arbitro interviene per placare gli animi. Bel gesto di fair play, si riparte con la rimessa laterale per l'Itria. Attenzione, sbaglia tutto, Di Fonso, non sbaglia Di Fonso, 2-1 in contropiede per il difender Giovinazzo. Errore da matita blu quello per l'Itria che ha gestito malissimo questo possesso. Per Di Fonso è stato un gioco da ragazzi, involarsi verso la porta e poi battere con freddezza Palazzo. 2-1 Giovinazzo. Fed, cambiato ancora il punteggio. Rosato, Ricci, corridoio che viene gestito da Divanei, prova a ripartire ancora il Giovinazzo. Alessandro Marolla a memoria per Piumarolla, palla leggermente lunga, peccato qui per il Giovinazzo. Ricci, Fed, Rosato, Ricci, lungo a cercare la domada, palla fuori. Divanei va a lungo a cercare Alessandro Marolla, tentativo fuori misura però, rimessa al fondo per l'Itria. Prova a ripartire proprio l'Itria, attenzione a questo passaggio lungo, il tentativo di la domada, palla alta non di molto, c'è stata la deviazione, calcio d'angolo per l'Itria. Attenzione, finta di Rosato, sbaglia però poi il passaggio e si ritorna dunque dalla notte. Piumarolla, Divanei a memoria per Teramo, ancora Divanei, Teramo. Movimento di Divanei che prova ad andare via. Divanei riesce a trovare Alessandro Marolla apparecchia per Piumarolla che non riesce a impattare verso la porta. Altra occasione per il Giovinazzo. Ponzi, esce molto bene l'Itria, ancora Ponzi che non riesce però a trovare Araujo. Rimessa laterale per il Giovinazzo. Divanei, Teramo,
Piamarolla prova a mantenere la palla, c'è però Rosato, attenzione però che è tutto regolare, poi Teramo, la parata da parte di Palazzo, sta per trovare l'incrocio Teramo, c'è la parata però di Palazzo, calcio d'angolo per il Giovinazzo. Lungo per Divanei, però intercetta tutto Araujo, riparte Alitria, ancora Araujo prova a servire Rosato, Teramo spazza via, calcio d'angolo Itria. C'è la deviazione di Alessandro Marolla, calcio d'angolo per l'Itria. Ricci, Araujo, Ricci, Punzi, Ricci. Araujo, Ricci. Possesso a palla dell'Itria, Araujo contro Divanei. Vediamo se cercherà di puntarlo. Araujo, ancora Araujo. Tentativo deviato, calcio d'angolo per l'Itria, anzi probabilmente rimessa laterale. Sì, rimessa laterale per l'Itria. Prova a cercare Punzi. Calcio d'angolo. Attenzione, Rosato che esce. Molto bene, bravo La Notte a rispondere. Ancora La Notte. Pasticcia qui in manovra il Giovinazzo. Rimessa per l'Itria. Rimessa laterale per l'Itria, Rosato alla battuta, il movimento di Araujo, viene servito proprio l'italo-brasiliano, Araujo. Rosato, prova a trovare Ricci, c'è però Divanei che intercetta, applausi del Palapansini, La Notte, Piamarolla, lungo Piamarolla, capisce tutto a Punzi, attenzione all'Itria che prova a ripartire, Punzi prova a trarre una doppia marcatura. Poi c'è il tocco da parte di Alessandro Marolla. Rimessa laterale per l'Itria. Punzi. Rosato, Araujo. Punzi prova a servire Ricci. Va da Araujo contro Palumbo. Araujo va via sulla corsia di destra, palla fuori, bella giocata di Araujo, non c'è stata la deviazione, proteste per Araujo, si riparte con la palla per La Notte, Divanei, Palumbo, Teramo, Divanei va a lungo, c'è però l'intervento da parte di Palazzo, Araujo, Rosato, taglio di Fed che poi ritorna sul perimetro, attenzione a questa cattiva gestione da parte dell'Itria, rimessa laterale Giovinazzo. Di Fonso, Greco prova ad andare via Mehuto, c'è l'intervento da parte di Punzi, rimessa laterale Giovinazzo. Greco, Di Fonso a memoria, Mehuto prova a servire proprio Greco, la parata da parte di Palazzo, che azione del Giovinazzo. Tutto perfetto, ottima la parata anche di Greco, attenzione riparte l'Itria, Araujo che non riesce a servire Fed. Rosato, Fed non riesce a trovare Rosato e dunque si riparte con la rimessa laterale per il Giovinazzo. Greco, Di Fonso, va via Di Fonso,
molto bene a Fed, palla per Mehuto, non riesce a correggere Greco, un'altra opportunità per il Giovinazzo. Proteste da parte del pubblico del Palapansini che già pregustava il 3-1. Araujo, Rosato, palla per Fed, prova via Fed, ancora Fed, la notte. Araujo, Rosato, Fed, movimento di Punzi che viene servito, ancora Punzi che non riesce a trovare Fed. Palumbo prova ad appionare la palla, non ci riesce, rimessa laterale per l'Itria. 10:15, siamo a metà del secondo tempo, ma c'è ancora una gara da vivere. Punzi riesce a gestire la palla per Rosato. Fed, Rosato, corridoio per Araujo, poi Mehuto, bella giocata difensiva, rimessa laterale per l'Itria. Movimento da parte di Rosato che calcia, era indirizzata verso la porta, c'è però Greco determinante, Mehuto, si scatena il Giovinazzo in contropiede, palla per Palumbo, ma rinviene solo la palla Araujo, ancora Araujo per l'Itria, prova ad andare via, ancora Mehuto su Araujo. Riparte però il Giovinazzo di Fonso, corridoio per Greco, poi c'è Palazzo con questo tocco che per poco non prende la nostra postazione, palla fuori. Greco, Palumbo, Di Fonso, controllo infelice, rimessa laterale per l'Itria. Ricci, Fed, ancora Mehuto, poi c'è la Domada, Ricci, Rosato contro Palumbo, Rosato, poi il tentativo, trova la deviazione da parte di Greco, rimessa laterale per l'Itria. Il tentativo, poi la ripartenza per Di Fonso, parte Giovinazzo, ancora Di Fonso prova a ritornare ma perde palla, la Domada, va via la Domada, duello in velocità, tocco di Fonso, rimessa laterale per l'Itria. Rosato, Fed, Rosato, e blocco di Fed, ma ancora Rosato, Mehuto, poi Ricci, prova ad andare via Ricci contro Di Fonso che scivola molto bene, riesce a tenerlo, poi Fed, ancora Di Fonso che torna sulla palla, 3 contro 2 Giovinazzo, palla per Mehuto, molto bravo però Rosato a limitare questo contropiede. Divanei intanto in campo e Fanfulla per il Giovinazzo. Divanei, palla per Palumbo, Divanei, Mehuto, va lungo da Divanei che decide di aspettare, forse sbaglia, qui poteva provare anche a calciare verso la porta, sarebbe stato il gol di giornata, però scelta che non premia quella di Divanei, rimessa laterale per l'Itria. Ricci, palla per Araujo, non c'è fallo secondo il duo arbitrale. Divanei, Palumbo, attenzione Araujo, capisce tutto, ancora Araujo ma ritorna Palumbo, Fanfulla,
C'è l'intervento da parte di Ricci, palla che torna in possesso dell'Itria. Punzi, la Domada, va la Domada contro Palumbo, ultimo tocco di Palumbo, calcio d'angolo per l'Itria. Lungo da Araujo che prova a coordinarsi, non trova l'impatto con la palla è del Giovinazzo. Divanei, Palumbo, lungo da Mehuto che riesce ad arpionare la palla, poi Araujo, poi ritorna Palumbo, 2 contro 2, va ancora Palumbo. Palazzo blocca la palla, non era semplice da gestire, buon lavoro delle difese. Ricci, attenzione a Ricci che non riesce a saltare il suo marcatore, palla in velocità per Divanei, Divanei che ritorna da Palumbo, apprezza il giocatore, il pubblico, attenzione a Palumbo, Palazzo rischiava di farla grossa in 2 tempi. Ha tirato un sospiro di sollievo qui Bruno perché davvero non era stato certo su questa palla Palazzo, che poi è riuscito comunque a rimediare. Fed, Araujo, finta, ancora Araujo che viene limitato da Piomarolla. Fed, Araujo riesce a trovare la Domada, movimento di Punzi, vediamo la Domada cosa farà, va da Araujo, prova a calciare, non va il primo tentativo, torna da Punzi. Ultimo tocco da parte di Piomarolla, rimessa laterale per l'Itria. Punzi, Fed contro Divanei, rimessa laterale per l'Itria. Araujo prova a calciare, c'è l'intervento di Lanotte, Teramo prova a servire Piomarolla, non ci riesce, c'è una d'intesa tra i due, rimessa dal fondo per l'Itria con Fed. Araujo contro Piomarolla, va Araujo questa volta, va Araujo, palla fuori, grande giocata qui di Araujo. Divanei, di prima intenzione per Teramo, ancora Divanei, finta su Punzi, ancora Divanei che sbaglia però il passaggio, rimessa laterale per l'Itria, 5:25 sul cronometro. Fed, Punzi, Araujo, prova ancora Araujo, Fanfulla difende molto bene, poi passaggio regolare nonostante le proteste del pubblico, poi contrasto tra Araujo e Fanfulla. Attenzione all'Itria ancora con Rosato, non c'è fallo secondo i 2 arbitri, palla per Divanei, Divanei ha spazio, sbaglia però il controllo, poi Piomarolla, riparte però l'Itria con Rosato, va ancora Rosato, il fallo combinato ai danni di Teramo, contrariatissimo il pubblico del Pallapanzini. C'è il giallo per Teramo, 4:48 da giocare, il primo fallo chiamato dopo 16 minuti quasi. Punizione per l'Itria. Fed per Araujo, Fed, ancora Fed, il pressing di Teramo, ancora Teramo, trova la deviazione Fed, rimessa laterale, si è incattivito il match. Punzi, Araujo lascia scorrere, rimessa laterale per l'Itria, Rosato, ancora Rosato, ultimo tocco di Divanei, rimessa laterale per l'Itria.
Attenzione a Punzi, c'è però il controfallo. La palla si era spostata, era in movimento. Dunque rimessa laterale Giovinazzo. Teramo, Di Fonso, ancora Di Fonso, non c'è però il movimento, poi c'è Punzi che prova di prima intenzione, la notte risponde presente. Terminati i secondi a disposizione per l'Itria, ancora un cambio di rimessa per gli itriani. Mehuto, Divanei, torna da Di Fonso, ancora Di Fonso, c'è però l'intervento di Fed che prova a calciare, risponde la notte così e così, poi riparte ancora il Giovinazzo con Di Fonso, sale incitamento del pubblico, Teramo riesce a servire Mehuto, la deviazione provvidenziale da parte di Punzi e di Palazzo, si salva l'Itria. Calcio d'angolo per il Giovinazzo, si resta sul 2-1. Teramo. Attenzione, riparte l'Itria, Araujo, attenzione ancora la controripartenza Giovinazzo, Di Fonso serve Teramo che sbaglia in malo modo il controllo. E arriva il time out chiamato dalla panchina dell'Itria. Si ritorna in campo, punteggio sempre 2-1 per il defender Giovinazzo. Biancoverdi che hanno sfiorato più volte in questa ripresa il 3-1. Provvidenziale Palazzo che è riuscito a tenere a galla i suoi. Per l'Itria 2 conclusioni di Araujo da segnalare. Ultimo tocco di Palombo, si riparte con la rimessa dal fondo per l'Itria. Finta, poi prova a partire ma non riesce a gestire bene questa palla Rosato, rimessa laterale Giovinazzo. (3:28) Palumbo alla battuta. Divanei, Di Fonso, Mehuto, Di Fonso, ancora Di Fonso, prova ad andare via Di Fonso, poi c'è Rosato, Ricci, attenzione ma difende molto bene il Giovinazzo, poi Di Fonso prova ad andare di testa, c'è però l'intervento di Palazzo, si torna nella metacampo del Giovinazzo con Araujo. Quinto di movimento per l'Itria, attenzione, fase topica, fallo commesso da Mehuto, punizione per l'Itria. Possesso da parte dell'Itria. Araujo,
Rosato, Ricci, attenzione a Punzi, trova la deviazione di Mekuto, rimessa dal fondo per l'Itria, rimette in gioco Punzi, va da Araujo, non perfetto il controllo, prova ad approfittare di Giovinazzo, rimessa laterale che sarà per l'Itria, anzi per il Giovinazzo. Divanei non riesce a trovare Palumbo, si cambia nuovamente col quinto di movimento. Punzi, Rosato, Punzi, Fed, Ricci, Araujo, Ricci, Fed, Ricci, movimento di Araujo, attenzione Di Fonso, prova ad arrivarci ma c'è Ricci che gestisce e recupera palla, chiede il movimento di Fed. Rosato, Ricci, Fed, Ricci, il movimento per Punzi, la notte, ottima chance per il Giovinazzo, poi ci prova la notte, tocca il soffitto, il tentativo di la notte che è stato bravo qui a uscire su Punzi. Ricci, Fed, Ricci, Punzi, Ricci, Rosato, Araujo di prima intenzione, la notte esce bene. Palla per Ricci, Punzi, Ricci, Rosato, Araujo, Punzi e la palla per Araujo, traversa di Araujo e si salva con l'ausilio di la notte il Giovinazzo. Vera importante chance da parte dell'Itria per il pareggio. 1-0-5, Ricci, Fed, deviazione di Divanei, colpito al collo, calcio d'angolo. 1-0-2 con Fed alla battuta. Ricci, Fed, ancora Ricci, serve Punzi, non trova il corridoio, deviazione di Fonso ma la palla è ancora dell'Itria. Punzi, c'è l'intervento di Mekuto, Ricci, Fed, finta di Fed che poi spiazza la notte ma la palla è fuori. Prova la notte, c'è stato però il time out chiamato, era suonata la sirena e infatti c'è il time out per il Giovinazzo. Si intorna in campo, 38 secondi alla fine del match.
va la notte lungo da Mehuto che non arriva di testa, palla per Punzi, Ricci, attenzione Mehuto prova ad arrivarci, ancora Ricci, Mehuto recupera palla, Mehuto salva tutto Ricci, protesta il pubblico che chiedeva il tocco di mano di Fonso, Mehuto, ancora Ricci, cosa si è divorato Mehuto, cosa ha salvato Ricci, calcio d'angolo per il Giovinazzo. Prova a difendere palla il Giovinazzo, ultimo tocco dei biancoverdi. Proteste del pubblico che chiedeva il fallo in questa occasione. Recupera palla subito Litria, Punzi riesce a servire Rosato, trova Punzi, attenzione a Litria, Divanei, boato del pubblico come se avesse fatto un gol. 10-7 da giocare. Ricci, Rosato, ancora Rosato, non trova Araujo, c'è Divanei, Divanei calcia e segna il gol che chiude la partita. Alexandre Merino, Divanei per il 3-1. Possiamo dirlo, torna dunque al successo il Giovinazzo dopo l'acuto esterno sempre di martedì, quella volta però sempre infrasettimanale, quella volta però su parquet del Capurso. 2 secondi alla fine cede Araujo e finisce qui dunque il Giovinazzo batte 3-1 Litria al termine di un derby bellissimo. E va a terminare dunque la ripresa. Ringrazio Angelo Ruggeri, ringrazio voi che ci ascoltate da casa e vi diamo appuntamento al weekend per la Serie A2.